Come annunciato, nonostante l'RT superiore a 1, il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla, vale per tutte le altre regioni dello stesso colore. La cabina di regia riscontra varianti virali in Italia, restate a casa il più possibile. Il Comitato Tecnico Scientifico dà il via libera all'apertura dei ristoranti anche la sera in zona gialla. Il presidente della FIPE di Udine: possiamo sopravvivere solo lavorando. Nel 2020 160 giorni di chiusura. Il presidente della Camera di Commercio da Pozzo fa appello ai politici della regione influenti a Roma. Le categorie economiche del territorio vogliono un governo guidato da Draghi, ditelo ai segretari di partito. Rientrano in classe dopo 14 giorni di quarantena, ma in aula per un disguido non ci sono i maestri. È successo in una scuola primaria dell'Internat udinese. La famiglia di Circoli in Circa, di nuovo una casa. La loro abitazione di Tavagnacco era andata distrutta in poche ore a causa dell'incendio. Avevano chiesto aiuto e lo hanno trovato. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla e così fanno tutte le altre regioni dello stesso colore, anche quelle che non sono cambiate nel monitoraggio nazionale di settimana scorsa. Questo nonostante un aumento molto elevato dell'indice RT che ha superato l'1. Tutti gli altri dati, ospedalazioni comprese, sono in calo. Intanto il CTS lancia l'allarme: varianti del Covid diffuse in Italia. Cresce l'RT, ma calano tutti gli altri dati e così il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. A confermarlo sarà solo il Ministero della Salute, che però avrebbe già deciso di lasciare tutte le regioni diventate gialle settimana scorsa nella stessa fascia. Delle altre regioni l'unica a cambiare colore dovrebbe essere la Sardegna, che passerà da arancione a giallo, mentre Bolzano, Sicilia, Puglia e Umbria resteranno arancioni. Potrebbe scattare infine un lockdown ristretto nella zona di Perugia, dove ne sono stati segnalati nell'ultima settimana molti casi. Resta comunque molto complicata la situazione della nostra regione nonostante il mantenimento della zona gialla. Infatti, dopo che l'Europa ha spostato di nuovo il Friuli Venezia Giulia tra le aree rosso scuro, anche il monitoraggio GIMBE ha sancito che la nostra regione resta nell'area maggiormente critica. Questo nonostante i miglioramenti dei dati negli indicatori di occupazione dei posti letto sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche, dei nuovi focolai e della percentuale di tamponi positivi sul totale di test effettuati. Ora scatta l'attesa per il nuovo DPCM, che dovrebbe arrivare entro il 15 febbraio, data di scadenza di quello attuale. Proprio in quella data, salvo proroghe, termineranno anche il divieto di spostarsi tra le regioni e quello per gli sport di contatto. In ballo ci sono ancora l'avvio della stagione sciistica in montagna e la riapertura di piscine e palestre. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato via libera allo sci nelle zone gialle, ma ancora nessuna rassicurazione è arrivata dal governo per i gestori degli impianti. Vista la crisi di governo, però, è sempre più probabile la proroga fino al 5 marzo, scadenza anche di tutte le altre alimentazioni previste dall'ultimo DPCM. Continua a far discutere il decreto del governo sloveno entrato in vigore oggi, che impone per entrare nella vicina Repubblica tamponi obbligatori per lavoratori e studenti transfrontalieri. Per il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, un fulmine a ciel sereno: nessuno ne era stato messo a conoscenza, nemmeno il sindaco di Nova Gorica. Nell'ambito di un decreto del governo sloveno si sono trovate delle righe quasi nascoste che creano un problema estremamente serio. Il sindaco del capoluogo esontino ha riferito di aver mandato questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli Esteri e degli Interni, chiedendo che si facciano parte attiva nella vicenda. Sono 20 oggi le morti da Covid in Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiungono 12 decessi. Su 5.396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,78%. Su 1.906 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati invece 134 casi, 7,03%. I ricoveri nelle terapie intensive sono 65, mentre quelli in altri reparti scendono a 536. Totalmente guariti da inizio pandemia sono oltre 54.000, i clinicamente guariti salgono a 1.622, mentre le persone in isolamento scendono a 10.454. L'unico modo per dare lavoro, un futuro ai pubblici esercizi e consentire loro di lavorare, il presidente della FIPE di Udine Della Mora spiega come il via libera del CTS all'apertura dei ristoranti anche la sera in zona gialla rappresenti
molto più molto di più, abbiamo contato 160 giorni di chiusura. Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto la richiesta arrivata dal Mise dopo vari incontri con Confesercenti e Confcommercio. Un sospiro di sollievo per la categoria. L'unico modo per far sopravvivere i pubblici esercizi, commenta Antonio Dalla Mora, presidente della FIPE di Udine, è farli lavorare. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato questo parere positivo, ovvero sia di cambiare i contenuti della zona gialla in cui potrebbe essere permesso il servizio serale e della zona arancione in cui si potrebbe inserire il servizio fino alle ore 18, sempre al tavolo. Ora aspettiamo solo che la politica faccia i provvedimenti conseguenti. Era stato concordato col Presidente Fedriga ancora nel mese di novembre di fare quell'ordinanza che poi la Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso ed è stata un po' precursore a livello nazionale di questa teoria, per la quale dopo le ore 11 si fa il servizio solamente al tavolo. Che cosa significa questo via libera del CTS per gli operatori del settore? Un gran respiro di sollievo, una boccata d'ossigeno, ma anche significa la sopravvivenza per molti esercizi che non potrebbero continuare ad andare avanti in questa situazione. Ricordo che i pubblici esercizi hanno osservato oltre 160 giorni di chiusura nel 2020 e ne hanno fatti almeno un'altra quarantina, cinquantina a mezzo servizio, cioè fino alle ore 18. Sfido chiunque nel riuscire a portare a casa un po' di utili in una situazione del genere. L'unica soluzione per riuscire a mantenere in vita queste aziende è farle lavorare. La stagione invernale è comunque compromessa, il governo dia un segnale forte sui ristori agli operatori della neve. L'assessore Bini ritiene che l'apertura degli impianti da sci il 15 febbraio non basterà da sola a risollevare il settore. Il 15 febbraio gli impianti di risalita dovrebbero riaprire, ma la stagione invernale ormai è andata. L'assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia commenta così il via libera del CTS al protocollo presentato dalle regioni alpine per far ripartire l'attività sciistica in sicurezza, con regole ferree su occupazione degli impianti, distanziamento, prenotazione e acquisto dei biglietti. Bini attende un segnale forte dal governo per quanto riguarda i ristori agli operatori della neve. La stagione ormai è andata, non è che in questo mese e mezzo che ci troveremo ancora di fronte di neve potremmo recuperare, come è stato in parte per quest'estate, una stagione difficile e disastrosa per il comparto economico della montagna. Quello che io chiedo, noi abbiamo chiesto come colleghi a voce alta, il fatto che lo Stato, il governo italiano, si adoperi in fretta in maniera importante al fine di un ristoro delle categorie economiche che ruotano attorno al mondo della neve. La Regione Friuli Venezia Giulia già con i precedenti ristori ha riconosciuto a delle categorie tipo alberghi, tipo ristoranti, tipo i negozi dei contributi a fondo perduto. Adesso mi accingerò, è passata in aula, da qua le prossime settimane a varare il ristori Ter, chiamiamolo così, del Friuli Venezia Giulia, dove daremo un nuovo segnale di vicinanza alle tante categorie colpite dalla crisi. Però ribadisco, c'è bisogno di un passo, di un segnale molto forte da parte del governo italiano in aiuto e in sostegno di queste categorie. Rientrano in aula dopo la quarantena, dopo un focolaio Covid che ha creato non pochi problemi. Una bella notizia per i 16 bambini che però al loro arrivo a scuola hanno scoperto che non c'era nemmeno un loro maestro ad attenderli. La situazione paradossale si è verificata in una primaria dell'Interland udinese. Un calvario durato 2 settimane. Sono finiti questa mattina gli imprevisti per 18 bambini della scuola elementare di Colugna. Dopo alcuni casi di positività, gli alunni di una quarta solamente questa mattina sono riusciti a svolgere regolarmente le lezioni in presenza. Ieri, al loro rientro dalla quarantena, non c'erano maestri ad attenderli. Tutto ha inizio con una positività scoperta giovedì 21 gennaio. I tamponi rapidi eseguiti il giorno seguente fanno emergere altri 4 nuovi casi.
A quel punto i 5 bimbi positivi vengono invitati a rimanere a casa, gli altri 13 invece a tornare in classe. Preoccupati dalle positività emerse, molti genitori hanno comunque deciso di non mandare i figli a scuola. Nel frattempo, però, si è manifestato in classe il 6° contagio. Il Dipartimento Sanitario non ha fatto scattare la quarantena, ma i genitori hanno comunque deciso di tenere i figli a casa. A quel punto, dall'Istituto Comprensivo è arrivata una comunicazione alle famiglie che consigliava l'isolamento e un secondo tampone di controllo. La quarantena è poi proseguita con l'attivazione della DAD da parte della dirigente scolastica e con il rientro in classe fissato per giovedì 4 febbraio. Ma ieri mattina, dopo 30 minuti d'attesa davanti ai cancelli, i genitori hanno scoperto che non c'erano insegnanti ad attendere i figli. Una mail errata aveva infatti posticipato d'un giorno la data di rientro del personale docente. A quel punto, fra mugugni e lamentele, 10 genitori hanno deciso di fare dietrofront e riportare i figli a casa, mentre altri 6 hanno affidato i bambini a dei supplenti. Aveva abusato della figlia 14enne per poi darsi alla fuga in Svizzera, tentando di far perdere le proprie tracce. L'uomo, un 50enne della zona di Portogruaro, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Venezia su rogatoria internazionale. Ora si trova nel carcere di Monza. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione da parte della Procura di Trieste per scontare una pena di 6 anni di reclusione in relazione a reati sessuali nei confronti della figlia e per pornografia infantile, fatti commessi sino al 2016. I militari hanno localizzato l'uomo a Ginevra, dove faceva il pizzaiolo, e con la collaborazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in concorso con la Polizia Cantonale, lo hanno estradato in Italia. Incendio questa notte poco prima delle 3 all'Hotel Hilton in Piazza della Repubblica a Trieste. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate al primo piano e hanno interessato mobili, complementi d'arredo in un ambiente di uso comune, chiuso al pubblico. Tutta la palazzina è stata evacuata, nessuna conseguenza sanitaria per i 23 ospiti che si trovavano all'interno dell'hotel. Massima la collaborazione del personale dell'albergo ai vigili del fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Una persona è rimasta ustionata a seguito dell'accensione del caminetto di casa con un accelerante, successo nel tardo pomeriggio di ieri a Opicina, Trieste. Si tratta di un uomo di 72 anni che è rimasto ferito al viso e alle braccia, per fortuna non grave. Con un ritorno di fiamme è stato trasportato all'ospedale Cattinara. Versa in gravi condizioni un uomo di 81 anni che nella tarda mattinata di oggi, mentre eseguiva dei lavori di potatura a Castelnuovo del Friuli, è caduto da una scala da circa 1 metro di altezza, riportando un trauma toracico e un trauma cranico. È stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che l'ha portato in volo all'ospedale di Udine. È grave ma non in pericolo di vita. Decesso a Udine, in Val Saisera, nel pomeriggio di ieri per un uomo di 71 anni che viveva da solo a dare l'allarme ai vicini e parenti che non lo sentivano da tempo. Sul posto intervenuti sanitari e anche vigili del fuoco che hanno aperto la porta chiusa dall'interno. L'uomo è morto per malore, è stata disposta l'autopsia. Ha ottenuto il via libera di maggioranza e opposizione il disegno di legge sviluppo impresa approvato nella notte dal Consiglio regionale. Per il sostegno dell'economia della regione sono stati stanziati oltre 52 milioni di euro. Dopo 3 giorni di sedute d'aula è stato approvato nella notte all'unanimità il disegno di legge sviluppo impresa. 100 articoli pensate per dare una spinta all'economia della regione dopo la pandemia, intervenendo in più ambiti. Nuovi strumenti finanziari, accesso al credito, commercio, turismo e sviluppo sostenibile. La dotazione finanziaria, rispetto a quella inizialmente prevista, è stata aumentata di quasi 1 milione di euro, arrivando a 52,3. Oggi è stata scritta una bella pagina per la politica del Friuli Venezia Giulia. Guardate, sviluppo impresa è una legge importante, complessa, una legge che vuol dare risposte soprattutto nel medio-lungo termine alle imprese della nostra regione. Vedere un'intera aula che approva all'unanimità una legge così importante, non può far altro che far piacere. Quello che devo dirvi è che la stessa è stata affinata, rafforzata, migliorata con il contributo di tutti, quindi
Un ringraziamento. Le finalità, insomma, permettere alle imprese del Friuli Venezia Giulia di guardare, io dico sempre, il futuro con un certo ottimismo. Noi stiamo attraversando la peggior crisi economica dal secondo dopoguerra, quello che noi in continuità con Rilancia Impresa, questo lo sottolineo sempre perché noi con Sviluppo Impresa non è che vogliamo abrogare ciò che di buono è stato fatto nella precedente legislatura dal mio predecessore Bozzonello, ma abbiamo voluto attualizzarla e rafforzarla. Sviluppo Impresa regolamenta anche l'accesso al credito agevolato. È un pilastro, se non il pilastro di Sviluppo Impresa. Quello che noi abbiamo voluto fare con la scrittura dell'articolato relativo all'accesso al credito della nostra regione è rendere davvero di nuovo competitivi i tanti strumenti che la regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione delle nostre imprese. Molto competitivi nel senso che in molte fattispecie il denaro avrà costo uguale a zero e soprattutto quello che noi cercheremo di fare è di aiutare i giovani, le donne, le start-up innovative, insomma il mondo che produce oggi ma soprattutto vorrà produrre nel futuro. 2 soli collegamenti su Roma e Trapani, in estate però c'è ottimismo, in particolare sui collegamenti in Italia. Al Trieste Airport si sta lavorando con le compagnie aeree per la stagione, tutto dipenderà ovviamente dai dati del contagio. Da marzo dello scorso anno in poi, di fatto, il mondo del turismo è rimasto al palo. La pandemia non consente viaggi se non quelli di lavoro, necessità e salute. Dal Trieste Airport in questo momento è possibile andare su Roma e Trapani. L'estate però, vaccini e SARS-CoV-2 permettendo, potrebbero portare a nuove rotte e riconferme. Tutto dipenderà da 2 indicatori, spiega Marco Consalvo, direttore generale dello scalo. Il numero dei decessi e quello delle terapie intensive. Al momento il trasporto aereo è azzerato, il problema è capire quando ci potrà essere una ripartenza. Attualmente le compagnie hanno riattivato la vendita dei biglietti per diversi scali da fine marzo. Nel dettaglio, Ryanair prevede di riprendere i collegamenti con Napoli, Bari, Catania e Cagliari. Volotea invece avrà il secondo volo su Napoli e Olbia e forse Palermo. Ci sarà poi Trapani con Thailand Air Jet. Attenzione, il fatto che i biglietti siano già acquistabili non significa la certezza assoluta che il volo ci sarà. In ogni caso è previsto il voucher o il rimborso sulla base delle politiche delle singole compagnie. Sul fronte internazionale al momento Ryanair ha in forse la ripresa su Malta, Valencia e Londra, mentre Lufthansa sta valutando di reintrodurre da fine marzo Monaco. Per quanto riguarda Roma, oggi ci sono 5 collegamenti la settimana e, spiega Consalvo, si sta lavorando con Alitalia per introdurre da marzo un secondo collegamento al giorno sulla base del dato dei contagi. È stata presentata questa mattina la nuova piattaforma digitale creata dall'Ateneo Friulano per lo Student Day 2021. Quest'anno, dovendo rinunciare alla tradizionale edizione che si svolgeva presso una delle nostre sedi con fiumi di studenti che sciamavano nei 3 giorni dedicati, abbiamo ritenuto invece di creare qualcosa di nuovo, una vera e propria piattaforma digitale, uniwood.it/open days, dentro il quale gli studenti potranno navigare, naturalmente con contenuti molto particolari, e trovare non solo le informazioni relative ai corsi, ai servizi che potranno vedere, ma anche interagire direttamente con docenti, a studenti che già sono in corso, naturalmente con tutti i responsabili dei servizi e anche attraverso delle chat. I ragazzi hanno potuto già iscriversi all'evento e ricevere un programma personalizzato. Gli studenti soprattutto sono della provincia di Udine, intorno al 40%, ma a seguire abbiamo percentuali molto elevate dal Veneto, in particolare dalla provincia di Treviso con il 22% e di Venezia con il 15%. Ovviamente grande presenza anche delle altre province del Friuli Venezia Giulia, in particolare su Pordenone, ma anche province per esempio della Lombardia e di altre regioni italiane, perché ovviamente una manifestazione realizzata sul web consente di raggiungere anche utenti che provengono da altre regioni. I ragazzi del Circo all'incirca dopo il loro appello, dopo il loro appello dove chiedevano una casa, sono riusciti ad averla grazie alla comunità M di Udine. In poche ore la loro casa a Tavagnacco era andata distrutta a causa dell'incendio che si era sviluppato l'11 gennaio.
È passato quasi un mese dal rogo che ha distrutto la loro casa e ora ne hanno trovato una nuova. I ragazzi del Circolo in Circo, dopo il loro appello dove chiedevano uno spazio tutto nuovo, sono riusciti ad averlo grazie alla comunità religiosa Emmet di Udine. In tantissimi si sono mossi per raccogliere fondi e ritrovare quella che era anche la casa degli artisti del Circolo in Circa. Per giorni erano tra le macerie alla ricerca di ricordi e salvare il salvabile. Chiedevano un posto per far vivere la loro comunità e per continuare il loro progetto. Si erano trasferiti nella casa di Via Florio a Tavagnacco solamente lo scorso marzo, in pieno lockdown. Il loro covo, rifugio privato anche dei membri che animano l'associazione e le tante iniziative artistiche del Circolo in Circa, è andata distrutta a causa dell'incendio che si era sviluppato l'11 gennaio e che in poche ore ha mandato in fumo pareti, ricordi e suppellettili. La comunità Emmet, Fraternità Comunitaria Onlus, ha messo a disposizione per loro uno spazio e da qualche giorno sono riusciti a ritrovare quella normalità per continuare a lavorare anche nei loro progetti artistici. Il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine d'Apozzo fa appello ai pezzi grossi della politica del Friuli Venezia Giulia, quelli influenti a Roma, perché trasferiscano ai rispettivi partiti che le categorie economiche del territorio vogliono un governo guidato da Draghi. Se la politica si divide, le categorie economiche del Friuli Venezia Giulia sono compatte nel sostenere Mario Draghi e Giovanni D'Apozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, rivolge un appello al poker d'assi della politica locale affinché vada in pressing sui rispettivi partiti. Il messaggio al presidente della regione Massimiliano Fedriga, alla presidente della commissione lavoro alla Camera Deborah Serracchiani, al ministro uscente allo sviluppo economico Stefano Patuanelli e al coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, D'Apozzo lo ha lanciato in diretta a Telefriuli durante Economai FVG. Un appello dunque che oltre al partito di Renzi arriva dritto alla Lega, al PD e al Movimento 5 Stelle. Abbiamo delle persone nella nostra regione molto influenti nella politica nazionale. Il governatore, un presidente della commissione lavoro, un ministro dell'economia, non so se è ancora ministro o par ministro, quindi ho citato tre big... un leader della forza politica che ha aperto la crisi. Certo, quindi nella nostra regione abbiamo dei personaggi molto importanti che a livello nazionale io mi auguro che trasportino questo augurio che è stato fatto dal mondo delle imprese, dal mondo del lavoro, dal mondo delle professioni, praticamente da uno spaccato quasi totale di quello che è la nostra società, che lo portino ai vari segretari dei partiti e dire il nostro territorio vuole che questo governo venga presieduto dai Draghi, vada avanti, ci risolva dei problemi e si ritorni alle competenze, che è una cosa fondamentale, perché questo è un momento in cui la gente vuole avere delle certezze che tutti i sacrifici che sono stati fatti, ma che dovranno essere fatti, serviranno a un qualcosa di importante. E a proposito dell'appello di D'Apozzo, sicuramente in pressing su Salvini c'è Fedriga. Sono ore decisive per quanto riguarda la decisione della Lega se sostenere o meno Draghi. Un tweet del Presidente della Regione dà qualche indizio. Un tweet di Fedriga lascia intendere che la Lega è vicinissima alla decisione sull'appoggio all'esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea. Draghi è profilo rispettato a livello internazionale in linea con l'appello del presidente Mattarella. Ciò premesso, in democrazia non si può parlare delle elezioni come male assoluto. Queste le parole affidate dal governatore al social dopo il relativamente lungo silenzio seguito alla salita di Draghi al Colle. Se un tweet è decisamente troppo poco per dire che Carroccio ha deciso di stare con il presidente del Consiglio incaricato, è vero anche che questo non è l'unico segnale. I governatori del nord della Lega sono in pressing sul leader Matteo Salvini, soprattutto Fedriga e il presidente del Veneto Luca Zaia. Voci delle ultime ore sostengono che il comandante si sia ormai convinto a sostenere Draghi. La prima dichiarazione ufficiale spetta a lui, intanto altri vanno in avanscoperta. Altre indiscrezioni, altri indizi. Per quanto al momento si ipotizzi un governo tecnico e non politico, resta sempre la strada del compromesso. E nel toto ministri si fa fin dalla prima ora anche il nome di Giancarlo Giorgetti, della Lega, che peraltro ha notoriamente buoni rapporti con Fedriga. E torniamo così al presidente e al suo tweet. Non resta che attendere il passo di Salvini.
A soli 23 anni è già norcina. Dania, una giovane di Avasinis di Strasaghi, sta imparando dai maestri tutti i segreti del mestiere. Ha realizzato il suo sogno, quello di fare la norcina. 23 anni, di Avasinis di Trasaghis, Dania ha cominciato l'attività grazie alla disponibilità di alcune aziende agricole e di alcuni norcini che le hanno insegnato i segreti del mestiere. Ho sempre avuto questa passione qua, quindi finalmente dopo anni ho combinato a trovare qualcuno che mi porti in giro e a imparare e mi insegna. Ecco, come si comincia a imparare a fare la norcina? All'inizio guardando, perché non è facile assolutamente, è pericoloso o comunque bisogna essere molto veloci, quindi all'inizio guardando, cercando di capire come funziona, dopo provando le cose base. E l'obiettivo per il tuo futuro cosa vorresti fare? Continuare così. Sono felice di aver trovato comunque questo lavoretto, quindi vorrei continuare a imparare sempre di più e continuare così. Siamo in chiusura, ma vi ricordo alle 19:30 l'appuntamento con Sport FVG, il nostro notiziario sportivo, subito dopo Screenshot condotto da Davide Vicedomini, e poi in prima serata, lo sapevo, il quiz delle Proloco. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.